Erano in tantissimi ad accompagnare Edoardo Zattin nel suo ultimo viaggio. La bara, ricoperta di fiori, del giovane morto durante l'allenamento di box è entrata nella chiesa della parrocchia di San Girolamo di Este tra due ali di folla. La commozione palpabile dentro e fuori la chiesa. Tanti ragazzi, gli amici di Edoardo, per sostenere la famiglia del giovane distrutta da un dolore ancora senza spiegazione. Nella sua omelia il parroco ha ricordato il valore dell'amicizia che non deve essere mai tradito ma portato sempre nel cuore. Vorrei che nel nostro cuore, come scriveva Giacomo, il fratellino scriveva così: ricordati Edoardo, che tu sei un ricordo indelebile per me nel cuore. Non vogliamo tradire l'amicizia per Edoardo, mai. Diventiamo sorridenti con gli altri, perché tutti abbiamo bisogno. Usiamo parole buone per gli altri, perché tutti ne abbiamo bisogno. Siamo orgogliosi quando facciamo il bene, sia perché lo facciamo, ma sia perché non siamo qui per niente, siamo qui per dire ad Edoardo che siamo certi che la sua amicizia noi non la tradiremo. Tanti gli amici che avrebbero voluto leggere un messaggio ad Edoardo. Il parroco ha annunciato che verrà organizzato un altro momento per riunire tutti coloro che hanno voluto bene al giovane. Alla fine la sorella Giulia ha letto la poesia di Cesar Valeio, A mi hermano. Edo, ti sei nascosto una notte di febbraio e il tuo cuore gemello di queste sere estinte si è stancato di non trovarti e già s'allunga l'ombra sull'anima. Senti, fratello, non tardare a tornare, d'accordo? La mamma potrebbe preoccuparsi. Quando la bara è uscita, un lungo applauso ha salutato per l'ultima volta il diciottenne.